Il Comune di Udine sottoscrive, prima in Friuli Venezia Giulia, la Carta etica dello sport femminile, aderendo a un progetto nazionale volto a promuovere pari opportunità, rispetto e inclusione nello sport. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della campagna Donne e Sport, promossa da Soroptimist International d'Italia in collaborazione con l'Associazione Nazionale Atlete. Con questa firma, congiunta a quella della presidente della Soroptimist Club International di Udine, Luisella Bellinaso, l'amministrazione comunale ribadisce l'importanza dello sport come diritto universale da garantire a bambine, ragazze e donne di ogni età e condizione, a partire dalla prima infanzia. La Carta rappresenta un impegno concreto per contrastare stereotipi, sessismo, discriminazioni di genere, favorendo la partecipazione femminile a tutte le discipline sportive e sostenendo la visibilità delle atlete sia nel contesto scolastico che in quello agonistico. Sì, oggi firmiamo questa carta dello sport etica, è un'iniziativa promossa dalla Soro Optimist che il Comune di Udine ha fatto propria, alla fine ribadisce l'importanza dello sport come ambiente educativo dove le donne come gli uomini devono avere gli stessi diritti e quindi è un passo in avanti verso un percorso che dobbiamo continuare a sostenere e quindi una gran bella giornata.